Ragazzi, è inutile che continuiate a telefonarmi e a inviarvi i messaggi. Se non vedete la Rai non è colpa mia, non è colpa mia. La soluzione è cambiare l'antenna e cambiare anche la centralina. Costo 450 euro ed è questo il male, visto che dovete pagare il canone. Andiamo nel vicino Veneto. Il Veneto ha sollevato un po' per primo il problema del digitale. Abbiamo invitato Ornella Boatin, che sta guidando questi gruppi di comitati che si battono appunto per una migliore ricezione del segnale. Ormai pare scontata la class action contro la Rai. Questa è una delle azioni possibili, ma non l'unica. Nell'immediato abbiamo pensato di invitare tutti i sindaci dei comuni del Veneto orientale e del limitrofo Friuli a mettere a disposizione l'ufficio comunale più aperto, potrebbe essere l'anagrafe, per raccogliere la denuncia da parte dei cittadini che non ricevono il segnale Rai. Abbiamo predisposto uno stampato, un modello che il cittadino può trovare da domani mattina in tutti questi comuni, nel quale può esprimere, può denunciare il disagio. In quali comuni vissuto. può trovare questo modello? Questo modello è stato inviato dal nostro comitato questa mattina a tutti i comuni del Portoguarese, del San Donatese e vorremmo che anche nel limitrofo Friuli Venezia Giulia questa iniziativa venisse portata avanti in modo tale da avere la reale dimensione del problema. Questa quantificazione sarà necessaria per decidere le azioni successive. Potrebbe essere una class action, ma non è scontato, potrebbe essere anche un insieme di azioni collettive risarcitorie contro la Rai che si renderanno più probabilmente opportune rispetto alla class action. Le risposte della Rai quali sono state? Le risposte della Rai sono state che l'investimento di circa 200.000 euro per costruire un ponte tra il ripetitore che c'è a Montevenda e quello a Piancavallo non risulta congruo alle risorse finanziarie che la Rai è disposta a investire per la risoluzione di questo problema e pertanto in questo momento la Rai ha risposto che non può far niente, ma aspetta al cittadino, come diceva il direttore, risolvere il problema chiamando l'antennista e spendendo una cifra tra i 100 e i 500.000 euro. Quindi invitiamo i cittadini a farsi parte attiva andando direttamente in comune a chiedere ai propri sindaci di poter presentare questa denuncia in modo tale da risolvere la questione. Tra i 100 e i 500 euro, volevo un attimo correggerla, comunque ha ragione. Purtroppo la sostanza non cambia, ha ragione. Bisogna spendere per vedere i canali. Grazie Ornella Boatin, linea alla redazione centrale.